Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signore e signori, benvenuti ad una nuovissima puntata di Ciaccoette! il podcast. Che brutto! Sì, infatti, che razza di acuto stranissimo. Ma poi perché, scusami, hai il microfono dritto? Errore gravissimo. A Ciaccoette si utilizza il microfono al contrario. Comunque, errore. Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di niente. Arianna, questa è Arianna, una nostra ascoltatrice e fan numero 1 che salutiamo e ringraziamo per il supporto. Ciao Arianna, grazie mille. Ciao Arianna. Ragazzi, possiamo dirvi la verità, è già la settima volta che proviamo a registrare. Settima volta, perché c'è sempre qualcosa che non va. O la Lola che rompe, o vabbè, insomma. Adesso siamo arrivati qui. E vi diciamo che... E vi diciamo che oggi, per inaugurare al meglio questo 2026, Esatto. puntatona d'eccezione. Sappiamo che vi è piaciuta tantissimo quella sull'oroscopo dell'estate 2025. Ma oggi osiamo. Oggi vi portiamo l'oroscopo di tutto il 2026 e non un oroscopo banale. No. Bensì per ciascun segno zodiacale. Esatto. Cosa proporremo? Vai. Allora, per ogni segno zodiacale oggi proponiamo una semplice descrizione di come andrà il 2026 più un cicchetto dedicato, cicchetto veneto, quindi cibo, quel cibo che diciamo un po' vi rappresenterà per questo 2026, più un detto veneto. In questo caso, ragazzi, preparatevi perché ve lo diremo proprio in dialetto, premeremo il bottone, il nostro amato bottone del dialetto veneto, allarme dialetto veneto, e poi vi diremo la traduzione in italiano. Esatto, quindi anche per i non veneti, don't worry, Be happy. vi lasceremo la traduzione. Esatto. Intanto, cosa manca, scusami? Infatti io stavo già Eh. allungando la mano. Allunghiamo la mano, ma prima sigla di che cosa? Ciacco cheers! Ciacco cheers! Allora ragazzi, ciaccoloni del nostro cuore, dobbiamo confessarvi una cosa. Per questa puntata avevamo pensato, dato che si parla di fortuna, sfortuna, segni zodiacali e quant'altro, avevamo pensato di portarvi i biscotti della fortuna, quelli che quando vai al sushi trovi al momento Quando devi del pagare, pagamento. che te li Esatto. offrono. Te li offrono, esatto. Cosa Qual hanno è il dentro? fatto? Aspetta, cosa hanno dentro questi biscotti? Che all'interno hanno un bigliettino con appunto una frase della fortuna. Esatto, sì. Ok. Esatto. E cos'è successo? Tra pranzi, cene natalizie, mangia questo e mangia quello e mangia quell'altro, honestly, Il sushi non potevamo proprio vederlo. cioè non c'era più spazio per il sushi, ci dispiace, e quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo ingegnati. Esatto. Quindi come cicchetto abbiamo portato dei semplici biscotti che avevamo in casa. Panna e cioccolato. Sì, esatto. E per riprendere un po' quell'idea del biscottino della fortuna con le frasi, abbiamo creato noi appositamente, con l'aiuto del nostro amico ChatGPT, sempre nei nostri cuori. delle frasi che abbiamo poi accartocciato e inserito sulla scodellina. Quindi adesso, Sì. al momento L'assaggio. dell'assaggio, estrarremo Estrarremo una frase te, una frase io e una frase insieme per i nostri spettatori. Esatto. Ascoltatori e spettatori, mi E raccomando. ciaccoloni. E ciaccoloni. E quindi facciamo un morsino? Sì, Lo faccio dai. prima io? Facciamo un morsino col cin cin del biscotto. Cheers! Cheers. Vabbè, buoni. Classico. Io prima bevo, sai, perché ho tutta la bocca impastata. Hai ragione. E dopo da bere, vabbè raga, classico crodino. Crodino. Immancabile. Per chi non ha visto la scorsa puntata,
facciamo anche questa volta un brindisi al nuovo anno Esatto. e che ci ascoltiate anche in questo nuovo 2026, perché sennò non va mica bene. No. Un crodino assurdo sta bene sia con le cose dolci che con le cose È vero. salate. È vero. Bene, Vai. allora io mi pesco il mio bigliettino. Beh, posso tenertela io la Vai, scodellina? grazie, fai almeno qualcosa. Vai. Leggi a voce alta. Un desiderio fatto ora troverà spazio nei mesi che verranno. Ah. Mi piace, mi piace. Adesso tocca a te. Mescola un po'. Leggi. Io ho... Il nuovo anno porta con sé una strada tutta da esplorare. Cambiamenti in vista, forse? Cambiamenti in vista, speriamo non di fidanzati. No, amore mio. No, non ti bacio che hai il gloss. Hai il gloss, vabbè. Dai! Vabbè, ragazzi, al rossetto rosso, se mi dovesse sporcare per la puntata, vabbè, vai. Mua. Sei tutto rosso. No! Passati così, perché si vede tantissimo. Dai, guarda che cosa! Fai anche da sta parte. Vediamoti. Perfetto, perfetto. Vabbè, Come se niente fosse. bene. Bene, ecco, quindi speriamo che non mi abbia fatto un po' ridere questa situazione. No, aspetta, bisogna pescare quello per loro. Ah, giusto, quello per loro? Esatto. Lo peschiamo insieme? Sì, allora, aspetta, lo pesco. Ti E va lo bene le- questo? Tu peschi, io leggo. Ok, Vai. ti va bene questo? Sì, Vai. lo leggo. Questo è per voi, questo sarà il vostro nuovo anno, quindi state attenti. Ogni gennaio è una porta, sta a te attraversarla. Arco! La volete attraversare o no questa porta, birbanti? Birbanti. Ebbene sì, ragazzi miei. Io farei un piccolo excursus per quanto riguarda questi biscotti della fortuna. Che ho scoperto in realtà che non sono cinesi. Ragazzi. Infatti sono un po' una rivisitazione, oserei dire. Ok. Ti narro un po' la faccenda, com'è nata. Tell me. Tell me. I biscotti della fortuna hanno origini giapponesi. Ah, ok. In realtà ho faticato molto Per trovare la... per trovare le origini, come sono nati, come si sono evolti, perché non viene scritto da nessuna parte, o comunque c'è chi scrive una cosa, chi ne scrive un'altra e non si sa bene di preciso quale effettivamente sia la verità. Ok, Questa quindi raccoglie un po' tutto però. dici come sono nati i biscotti della fortuna, perché ho scoperto appunto che non sono cinesi. Esatto, comunque, i biscotti della fortuna hanno origini giapponesi, derivano dai Tsujura Senbei, cracker con dei messaggini scritti al loro interno. Ah, quindi in origine non erano dei biscotti ma dei cracker? Dei cracker esistenti già nel XIX secolo. Vennero poi importati in California all'inizio del XX secolo da emigrati giapponesi come Makoto Hagiwara. Divennero poi popolari nei ristoranti cino-americani dopo la seconda guerra mondiale. Sì. La ricetta si trasformò in dolce croccante a base di zucchero e farina, industrializzata e diffusa negli USA, divenendo un simbolo iconico della cucina cinese all'estero, pur non essendo tradizionale in Cina. Quindi diciamo che è una rivisitazione che è stata fatta in America. Ah, ok. Strano però. E chissà Particolare. perché te li danno solo... Potrebbero darli in tutti i ristoranti. Però effettivamente comunque arrivano un Sì. po' da questi cracker giapponesi, Esatto, sì, sì, eccetera. sì. E sono comunque stati portati Dati da cinesi? Sì. Ok. Giapponesi o cinesi? Si chiamava Makoto Hagiwara. Ah, ok, va bene. Asiatico comunque. Esatto. Bene, dopo questo excursus storico... Che non può mai mancare. Che non può mai mancare nelle nostre puntatone di ciacquette, arriviamo al clou. Al clou della puntata. Adesso, segno zodiacale per segno zodiacale, vi diremo come andrà il vostro 2026
con descrizione, cicchetto annesso che mi raccomando dovete fare a casa, più il detto veneto, non me lo ricordavo, scusate. Con relativa descrizione. Con relativa descrizione, Quindi, esatto. stai attento. State. Va bene, sì, stai. Stasi attenti. Stasi attenti. State attenti. State attenti finché non arriva il vostro segno zodiacale, e quando sentite il segno zodiacale del vostro amorosetto, della vostra amorosetta, Segnatevi del tutto. vostro amico, della vostra amica, eccetera, segnatevi tutto e condivideteglielo. Esatto. Allora, Che parte? intanto volevo chiederti, questo oroscopo made by ChatGPT. il nostro amico del cuore. Però attenzione, perché adesso sembra che la puntata l'abbia fatta ChatGPT. Non è per niente così. No, dovevi... Nel senso che ChatGPT ci ha dato come sarà l'anno per quel determinato segno. Io e Mattia poi abbiamo aggiunto il cicchetto associato in base alle caratteristiche del segno durante l'anno. E il detto veneto, perché sappiamo benissimo, abbiamo capito che ChatGPT con il veneto non è proprio molto... No, non è Bravo. capace. Noi gli chiedevamo appunto dei detti veneti associati, ma lui proprio non ce la faceva. Quindi abbiamo dovuto fare una ricerca durata minimo, penso 2 ore, perché ci abbiamo Accurata. messo un'eternità. Sì. E appunto abbiamo cercato di associare il detto veneto più adatto Bene. per ciascun segno zodiacale. Parto Vai, io. Vai, parti. Allora, il primo segno zodiacale è Ariete. Un anno di energia creativa e iniziative audaci. In primavera, ragazzi, Ariete, arriverà una sorpresa professionale che richiede coraggio. Quindi in ambito lavorativo. In ambito lavorativo saranno fortunati. In primavera però. Prima... Prima semplice. Te che ad aspettare un fiattenin da tempo. Devi aspettare un po' di tempo. Esatto. In amore, ragazzi, sincerità e chiarezza aprono nuove strade. Nuovi amori. Esatto, attenzione. Come cicchetto vi abbiamo preparato, ragazzi, secondo noi quello che rappresenta più l'Ariete è un crostino di polenta con baccalà mantecato. Non perché siete dei baccalà, No, allora, un pochino sì siete dei baccalà, Però perché abbiamo scelto il baccalà? Perché il baccalà è robusto e deciso, proprio come la vostra determinazione. Infatti voi Ariete siete proprio determinati. Belli tosti, Anche un po' rotture di scatole ogni tanto, Però... Vabbè, diciamo le cose come stanno. Esatto, quindi diamo un 4 stelle all'Ariete. Cosa dici su 5? Sì, un per 4 stelle, un quest'anno? 4 Sì. stelle, assolutamente. Il detto veneto è chi se fa piegora e l'ovo lo magna. Che vuol dire chi si fa pecora, il lupo se lo mangia. Ci vuole coraggio per affrontare la vita. Ed è il coraggio che voi dovete affrontare per ottenere in primavera La promozione. la promozione. Bene. Passiamo ora al Toro, altro segno, diciamo, impegnativo, oserei dire. Allora, il Toro è un segno zodiacale particolare, è molto attento ai soldi, al risparmio. Diciamo che da quello che so io, il Toro è uno di quei segni zodiacali che è comunque buono, Sì. cioè è un segno tranquillo, però questa cosa di attaccamento ai soldi, preferisce ricevere piuttosto di dare. Ok, un po' particolare. Un po' particolare, particular. Fia taccagno. Manina corta. Sì, manina corta, T-Rex, ecco. T-Rex. Allora, il Toro nel 2026 avrà una stabilità e una crescita lenta ma costante. Quindi ci sarà una crescita. Lenta, per carità, non avrete dei picchi, però insomma qualcosina crescerete. Revisione delle priorità economiche nei primi mesi, consolidamento dopo l'estate.
relazioni profonde e mature. Revisione della priorità economica nei primi mesi. Quindi sicuramente dovrete un po' vedere come siete messi economicamente parlando, in modo da capire se anche quest'anno andrete avanti chiedendo l'elemosina ai vostri amici, oppure se è il caso di andare a mangiare fuori come vi Esatto. piace, perché vi piace anche un po' la vita agiata, però sempre spendendo il minimo possibile. Mi raccomando. Il cicchetto associato è un semplicissimo e super tipico veneto crostino con soppressa e polenta. Rappresenta la solidità e la concretezza tipica del toro. Una bella soppressa. Che buona la soppressa. Eh. Buona. Molto buona. Il detto veneto associato, che è in realtà un detto anche comunque italiano, Sì, spesso sì, usato, sì. chi va pian va sano e va lontan. Esatto. Che cosa vuol dire? Chi va piano... Ma aspetta. Chi va piano va sano e va lontano. Quindi lento e paziente raggiungerai i tuoi obiettivi. Quindi sta quieto, sta tranquillo che prima o poi i risultati arrivano. E anche i soldi, quindi stai tranquillo, ecco. Conosci Toro tu? Mi sa di no. Io, mia mamma e mio fratello. Ah, 2 tori in casa. ah, Per quello diciamo so un po' di cose sul hai segno. capito, hai capito. Adesso facciamo il gemelli. Aia. Il gemelli. E ne abbiamo qua uno presente, signorina Irene Battistella. Eccomi qua. Cosa ne pensi del segno gemelli? Un po' sfigato. No, non è sfigato. Per quanto mi concerne, ok, un po' avendoti studiato come segno zodiacale, il gemelli è un segno un po' particolare, nel Perché? senso che Sentiamo che senso. so che tanti non lo apprezzano, però relazionalmente parlando va d'accordo con tutti, Sì, è vero. ok? L'unico difetto è che non riesce mai a decidersi sulle cose. È Proprio vero. come i gemelli, che sono 2 poli, magari c'è anche il gemello diverso, sai che c'è il discorso. I gemelli è proprio, secondo me, hanno anche scelto proprio il giusto, la giusta immagine e descrizione del segno, gemelli. Doppio. Doppia personalità. Più che altro non che fate buon viso cattivo gioco, ma perché non riuscite mai a decidervi e forse anche per questo che a volte ad alcune persone date fastidio. Sì, è vero. Faccio fatica a scegliere. Confermi? Confermo. In Vedi- certi ambiti sì. Vedi che Mattia dice sempre le stesse cose. Comunque, Vai. descrizione di come andrà quest'anno. Anno dinamico e pieno di cambiamenti. Capacità. Ma infatti c'era scritto anche sul mio bigliettino. Vedi che è tutto collegato? Capacità comunicative e spirito creativo al top. Beh, ma quello sempre. Ce l'hai sempre avuto tu. Ma per chi magari si sente poco creativo, quest'anno andrà po' molto di più. meglio. Esatto. Nuove collaborazioni o progetti prenderanno vita. Ah. Però aia, questa cosa non mi piace. C'è scritto sentimenti in fermento. Beh, se giusto. Ma è positivo o negativo? No, è positivo. Bisognerebbe chiedere a ChatGPT se per fermento intende proprio con positività, Vivi. oppure un po'... Cos'è successo? Avevo una mosca che mi entrava nell'occhio. Ah, o se per fermento intende sempre tipo... Cambiamento? Oppure sempre in movimento, un po' di confusione, bisogna capire. No, Vabbè. allora io lo interpreto che sono vivi. È tu, però bisognerebbe chiedere a ChatGPT. Va bene. Speriamo bene. Lo scopriremo. Aspetta, mettimi giù questo. Bene. Crostino con formaggio morbido e miele. Che schifo. Buono il formaggio e anche il miele, quindi top per me. Dolce e versatile, perfetto per la natura curiosa e poliedrica dei gemelli. Eccomi. Detto veneto. Intanto premi. Val più una lingua che sa parlare che un mulin che sa masenar.
Tradotto, è meglio... no, bisognava premere adesso. Vabbè, dai, è meglio una lingua che sa parlare che un mulino che sa macinare. Cosa vuol dire? Che il valore e la superiorità della comunicazione e delle capacità di esprimersi rispetto al lavoro manuale. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, vuol dire che hanno più valore, è meglio saper comunicare bene, Ah, forse perché manca l'accento. piuttosto che... cioè, a volte le persone che magari non sanno fare bene il loro lavoro, però te la raccontano bene, Meglio. sono... Comunque top. Sì, sono più apprezzate, Ah. piuttosto che uno che magari sa lavorare benissimo, ma non sa esprimere quello che fa. Non ok? sono molto d'accordo con questo detto veneto, Io voglio i fatti, non le parole. Però la gente va avanti di chi sa parlare bene. Certo, Il mondo beh. va avanti con le persone che sanno parlare bene, capito? E anche quei furbi. Il mondo si è fatto dei furbi, anche quello è un altro detto veneto. Va bene, vai, tocca a te. Prossimo segno. Passiamo al cancro. Anche questo penso che sia un segno che forse non mi piace. Allora, il cancro, non so dirti bene nello specifico, però se non erro è uno di quei segni che è abbastanza emotivo. Non lo so, non mi piace, non mi ispira molto il vostro segno zodiacale, ve lo dico. Vabbè, dai. Allora, equilibrio emotivo ritrovato dopo anni intensi, quindi finalmente anche per il cancro un po' di equilibrio emotivo. Casa e famiglia al centro. Decisioni importanti dopo l'autunno, quindi preparatevi cancri perché dopo l'autunno dovrete prendere una decisione che vi cambierà la vita. Amore stabile e rassicurante. Quindi tranquillissimi. Stai sciallo, tutto bene, quel che finisce bene. Il crostino associato al cancro è polenta e schie. Tu sai cosa sono le schie? No, cos'è? Sono delle piccole mazzancolle di laguna, Ah, ok. tipiche proprio della laguna veneta. Veneta, ok. E questo cicchetto rappresenta protezione e radici familiari, ma senza essere eccessivo, proprio perché prima vi avevamo detto che nel 2026 i cancri avranno la casa e la famiglia al centro. Il detto veneto: la casa mia, per piccola che sia, la par un'abbazia. Ups. La mia casa, per quanto piccola che sia, sembra un'abbazia. Fa anche rima. Qual è il significato? Non importa la dimensione o il lusso della tua casa. Per chi la abita e la ama, essa rappresenta un luogo di pace e di tranquillità, ma anche di dignità. Ah, ok, bene, vedi. Bene. Talmente grande e accogliente che a sembrare un'abbazia, ma in senso figurato, capito? Certo. Perché ci stai bene lì. Ho capito. Bene, quante stelle diamo allora al cancro? Mi pare un anno abbastanza equilibrato. Quindi direi 3 stelle e mezzo. A Gemelli invece diamo anche lì 3 stelle e mezzo, secondo me, anche 4, 3 stelle e mezzo. 4 per il gemelli. Perché te lo stai imponendo tu perché è il tuo segno. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con il segno zodiacale per eccellenza, ragazzi. Il migliore che esista. Ovviamente, perché ve lo dico? Perché essendo io di questo segno zodiacale non posso dire altrimenti. Il segno zodiacale in questione di cui parleremo adesso è il leone. Grrr. Allora, il leone è un segno zodiacale particolare. Particular. Che cosa vuol dire? Sono ovviamente quelli nati ad agosto, cavallo settembre, mi sembra. Il leone è uno dei segni, secondo me, zodiacali più apprezzati dello zodiaco, nel senso che... Più apprezzati? Lasciami finire di parlare. Non mi risulta. Apprezzati nel senso che è un segno zodiacale che non disturba mai nessuno, anzi tende sempre ad essere il solitario, nella sua solitudine vuole essere il migliore di tutti. Ma cosa sottolinei? Sì. Ma che stai dicendo? Mi lasci finire? Il leone solitario. Solitario nel senso buono,
che deve, diciamo, il leone essere, quando è solitario, deve essere comunque, non so cosa sto dicendo. Allora, A me cambiamo perché discorso. Il leone è un segno zodiacale socievole, estroverso. Non sapevo come dirlo prima sì. per il discorso. Ok. Sì. Il leone è un segno zodiacale socievole, estroverso, il migliore, nel senso che quando tende ad essere solitario si chiude nella sua superiorità. Ecco, adesso mi sono spiegato Espresso bene. Esatto. Vabbè, non ho capito niente, comunque ok. Prosegui pure con l'andamento del leone nel 2026. Perfetto. Allora, già da qui potete capire perché è arrivato il suo segno, inizia a parlare 10 ore del suo segno, ma non gliene frega niente a nessuno. Però, tu cosa ne pensi del segno zodiacale leone? No, a me piace il leone. Sì, non avevamo dubbi. Mi trovo bene con il leone. Ma piace a tutti, come ti dicevo prima, piace a tutti i segni zodiacali, anche se tende ad essere tipo superiore, comunque non è mai, come si dice... Esagerato? No, non ti sta antipatico perché tende ad essere superiore. Ho capito. Anche perché comunque tutti i segni zodiacali devono mettersi in testa che il leone è il segno zodiacale Vabbè, superiore. finché te lo dici tu, Ci sta, va bene. bene, sì, sentiamo il parere degli altri anche, magari da casa mettete un po' di commenti e sentiamo che cosa ne pensate dei leoni, perché non penso che tutti abbiano il tuo stesso parere. Comunque procedi, che siamo anche stanchi di sentirti parlare, non serve che continui. Prego. Espansione e riconoscimento. Brillare senza trattenersi è la parola d'ordine. Traguardi professionali importanti, per fortuna. Money. Attenzione, in amore, passione alle stelle. Porco! Però vedi che io c'era scritto che ero in fermento. Ah, vedi, quindi si collegano un po', diciamo, dai. Sei già più tranquillo? Sono già più tranquillo, ecco. Quindi, cicchetto, crostino con fegatini di pollo veneziani buoni. Ti piacciono i fegatini? Sì. A me no. No? No. Vabbè, buoni. Intenso e regale, perfetto per il leone che ama distinguersi. Porco, regale. Certo, Un re. Detto veneto. Pronta? Vai. La fortuna se de quei che la ciappa paicarei. La fortuna è di quelli che l'afferrano per i capelli. Bisogna essere rapidi a cogliere le occasioni non appena si presentano, perché se si esita la fortuna fugge via. Vabbè, però un leone è scaltro, è rapido. Non sempre. È felino. È felino, ma non sempre. A volte tende, diciamo, a essere un po' stupidino. Tu dici? Sì, a farsi sfuggire un po' di cose, ecco. Ti penti di qualcosa? Nel 2025 sì. Sì. Nel 2025 ho fatto tante cose. Ho rifiutato tante cose che potevo ben accettare. Vabbè, dai. Nel 2026 dovrà essere sicuramente meglio. Esatto. Ecco. Andiamo avanti col prossimo segno che è? Vergine, perfettini. Sì. Perfettini, precisini, anche un po' too much. Sì. State scialli. Allora, nel 2026 per i Vergine, riorganizzazione e rinnovamento. Per fortuna, ragazzi, per voi. Piccoli miglioramenti nella routine e nelle relazioni renderanno il 2026 soddisfacente. Ecco. Quindi forse qua metterei 2 stelle e mezza, Sì. niente di entusiasmante, mi sembra di capire. Non abbiamo messo le stelle per il leone, mettiamo 5. Sì, dai. Sì. Ecco, dai, bene, Sì. perfetto, sono contento. Appunto, il cicchetto associato alla Vergine è crostino con radicchio e formaggio. Semplice ma elegante, riflette l'attenzione al dettaglio e la precisione delle vergini. È vero, sì, perché il radicchio è così un po' violaceo, un po' regale, Un po' particolare. un po' particular. Il detto veneto associato a queste poveri vergini che avranno un 2026 Un po' triste. soddisfacente. Cos'è che è? Chi la dura la vince. Chi resiste o persiste vince. Quindi il raggiungimento di un obiettivo non dipende dalla velocità o dalla forza iniziali,
ma dalla capacità di resistere nel tempo. Quindi Tosi, chi la dura la vinse. Non mollate. Non mollate, perché sarà proprio quando sarete lì per mollare che succederà Il patatrack. patatrac. Ecco. Prossimo segno zodiacale, bilancia. Bilancia, non troppo secondo me ponderati in realtà. Sbagliato questo segno, gli è stato dato un nome sbagliato. Anche secondo me. Oserei dire. Sì. Vai. Per il 2026, ragazzi, slancio nelle relazioni, quindi preparate il vostro bagaglio amoroso che siete pronti per una nuova avventura. Ah. Amore e lavoro, in questo caso, al top. Money, 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 love, love, love. Brava, esatto. Da maggio, preparatevi, maggio sarà il vostro mese. Energia romantica fortissima. Porco. Progetti condivisi che si realizzano. Che ne so, magari una casa? Mamma mia, per questi bilancia, grande anno d'amore. Di lusso, sì. Cicchetto, crostino con baccalà mantecato e polvere di noci. Particular, polvere di noci. Armonioso e bilanciato nei sapori, perfetto proprio per la bilancia. Top, meglio di così, non si può. Ho ancora il rossetto tuo sulla mano, vabbè. Detto Veneto, Vai. sei pronta a schiacciare? Ah no, prima devi dirlo in Veneto. Soli non si sta bene neanche in paradiso. Da soli non si sta bene neanche in paradiso. Non importa quanto un luogo possa essere perfetto, senza la compagnia di altre persone la felicità è impossibile da raggiungere. Perfetto per questi bilancia che avranno un anno pieno di amore. Esatto, quindi chissà, magari troverete la vostra anima gemella quest'anno. Ah. Chi lo sa? Andiamo avanti. Prossimo. Beh, quante stelle diamo a bilancia? 5. Beh, sì. Allora, qui sappiamo però solo per quanto riguarda l'amore. No, anche il lavoro al top, quindi 5. Ah sì, è vero, anche il lavoro al top. 5 ragazzi. 5 ragazzi. Bilancia fortunatissimi. Sì. Scorpione, pungente. Sì, pungente. Non ci vado troppo d'accordo, mettiamola così. Chi conosci di Scorpione? Va, alcune persone. Beh, me lo direi dopo quando spegniamo la telecamera. Rigenerazione profonda, un ciclo si chiude e uno nuovo si apre più leggero. Sfide lavorative potenziano la posizione. In amore più libertà e meno tensioni. Ok. Quindi mi sembra di capire che sarà un anno di rinnovamento, di rinascita. Ci saranno sì e no qualche sfida lavorativa che però andrà a migliorare la tua posizione lavorativa. Ok. E l'amore, meno tensioni. Bene. Cosa gli diamo? 4 stelle, dai. Come me? 4 stelle. 3 e mezzo, 3 e mezzo, 4. dai, 3 e mezzo, 3 3 e e mezzo, mezzo. 3 e mezzo, dai. Il cicchetto è un crostino con radicchio rosso e acciuga, un po' pungente, un po' salatina, proprio buona. come lo scorpione. È buono il radicchio rosso e acciuga, da Sì. provare? Da eh? provare, possiamo farlo in una prossima puntata. Intenso, leggermente amaro, potente, proprio come lo scorpione. Sentiamo ora il detto veneto. Vai. Dopo la tempesta vien sereno. Dopo la tempesta arriva il sereno. Anche i momenti più difficili e dolorosi sono destinati a finire e a lasciare spazio a periodi di serenità. Bene. Quindi, nonostante ci siano magari delle sfide lavorative un po' particolari, un po' rognosette, comunque tranquilli, perché dopo la tempesta viene il sereno. Bene, andiamo avanti col prossimo segno zodiacale. Siamo quasi alla fine, Siamo ne mancano quasi alla pochi, fine, ne mi mancano sa, pochi, certo. Abbiamo il Sagittario. Conosci i Sagittari? No, Io sì. Sì, con mio papà è Sagittario. è Allora, che io non so i segni zodiacali. vabbè,
Cioè, nel senso che non so quando uno compie gli anni. Ah, ok, vabbè. capito? No, intendo, sai, tipo quelli dei tuoi genitori, sì. Sì, però in base al compleanno. Non sai, Non so non ti associare ricordi. Beh, il ma segno zodiacale, capito? effettivamente però stiamo parlando di tanti segni zodiacali, Eh. tant'è che comunque abbiamo dovuto scriverci tutto quanto perché è impossibile ricordarsi no, tutto infatti, quanto. infatti. Bene, andiamo avanti. Sagittario, avventure e opportunità in abbondanza. Money, money, money. Money, money, money. Viaggi, studio, nuove possibilità, relazioni vivaci e stimolanti, Ah, scelta importante verso fine anno. Quindi ok. dovrete aspettare ancora un pochino. Vabbè, però mi sembra tutto molto positivo. Tutto, sì, tutto positivo, ma la positività non si slancia. Siamo sulla positività e basta. 4? 4 stelle. 4. Crostino con soppressa e gocce di miele. Ah, Buona. interessante. Da provare anche questa. Energico, gustoso e leggermente dolce come il Sagittario sempre in movimento. Sentiamo il detto. Detto veneto, finché che fia... Aspetta, perché... Finché che fia che speranza. Ah, ok. Finché che fia che speranza. Perché ragazzi il dialetto veneto è difficilissimo da leggere. Finché c'è fiato c'è speranza. Esprime la persistenza della speranza anche nelle situazioni più disperate. Mi sembra di capire comunque che voi Sagittario non avrete situazioni disperate quest'anno, però non si sa mai. Esatto. Prego, Più che prossimo altro segno. per la scelta mi viene da dire che ci sarà a fine anno. Ecco, attenzione, non sbilanciatevi. Eh. Prossimo segno? Capricorno. Belli. I Capricorno sono belli, molto attaccati al lavoro, deve essere tutto in ordine, sempre tutto, anche nella loro mente deve andare come vogliono loro. Però mi pare di capire, da quel che sto un po' leggendo tra le righe, che gli andrà bene quest'anno. Bene, allora saranno contenti. Costruzione solida di progetti a lungo termine. Questo saranno molto felici di questa cosa. Situazione economica in crescita dopo l'estate però, quindi tranquilli che dopo l'estate arriva il sereno, il ciel sereno. Esatto. E maggiore concretezza anche in amore. Ecco, quindi se state coltivando un amore, sappiate che si concretizzerà. Esatto, gli darei forse un 4 anche a loro. 3,5. 3,5, vero? Il crostino è un crostino abbastanza strong in realtà, perché è un crostino con lardo e rosmarino. Semplice, rustico ma efficace, simbolo di solidità e pazienza, che è quella che dovrete avere proprio dopo l'estate, ragazzi miei, Capricorno miei. Il detto veneto è Omo allegro e il ciel aiuta. Ok, sì. Uomo allegro, il cielo lo aiuta. Essere allegri aiuta ad affrontare meglio la vita e ad aver successo. Quindi siate allegri, siate felici e speranzosi che andrà tutto bene, sia in ambito lavorativo che in amore, mi pare di capire. Sì, dai. Dai. Bene per i Capricorni. ma in realtà un po' bene a tutti mi i pare segni per zodiacali. tutti. Speriamo insomma che ci sia positività per tutti quest'anno. Andiamo avanti con il prossimo, penultimo segno zodiacale, l'Acquario. Conosci qualche acquario? Io non ne conosco tanti. Non so dire nello specifico. Che io sappia, no, però appunto per lo stesso discorso di prima. Certo. So che non mi ricordo se è l'acquario o il pesci, sono delle persone molto creative. Andiamo avanti. Descrizione per il 2026. Svolte personali e cambiamenti liberatori. Forse magari avete una situazione che nel 2025 vi è stata stretta, quindi per quest'anno magari vi libererete di questi pesi, ok? Ci sta. Più autenticità, meno compromessi, nuove amicizie, idee brillanti sul lavoro. Ben, dai, bene. Allora, bene, però non troppo, io darei 2 stelle e mezzo, proprio metà, 2 stelle e mezzo tendente al 3. Perché? Perché
La prima frase, svolte personali sì. e cambiamenti liberatori. Sì. Vabbè, ma ben venga. Vabbè, Sono liberatori? 3 stelle, dai, 3 stelle. Io gli darei anche 3,5. 3,5, allora facciamoli contenti, dai. Come cicchetto, ragazzi, abbiamo un crostino con crema di piselli e menta. Particular, ma frullato tutto, Crema penso. di piselli. Bene. Sì, penso frullato anche la menta, sì. Fresco, fresh and original. Fresh and original. In linea con l'animo creativo, vedi, era questo. Era lui. In linea con l'animo creativo e anticonvenzionale dell'acquario. Particular. Fresh and original. Sentiamo il detto? Il detto veneto è: i veri amici se come mosche bianche. I veri amici sono come le mosche bianche. Quindi cosa vuol dire? Che i veri amici sono estremamente rari. Però qua dice comunque nuove amicizie. Sì, dai. Dai. Diciamo che finora siete quelli un po' più sfortunatelli per il 2026. Speriamo bene, dai. Però se siete un po' più autentici, soprattutto nelle amicizie, raggiungete un po' meno compromessi, qualche amicizia vera arriverà. Certo. State tranquilli. Bene, andiamo avanti con il prossimo segno zodiacale, che è l'ultimo e ultimo and segno last zodiacale. one. Cosa manca? The fishes. Porco, i pesci, i pesciolini. I pesciolini. Creatività e intuizione al massimo. Vedi anche il pesci con la creatività top. Soddisfazioni lavorative, amore dolce e stabile. Vita sentimentale ispirata. Beh, mi pare top. Mi pare tutto top il pesci. Anche lui dal 4,5 al 5. Sì. Un bel crostino con crema di zucca e spezie varie. Buono. Morbido, dolce e confortante, ma anche un po' creativo, direi, con queste spezie che sì. gli danno un po' di vivacità, un po' di amore, un po' di soddisfazioni. Certo. Perfetto per i pesci più romantici e sensibili, perché sono anche molto sensibili questi cavolo di pesci, Sì, vero. Detto veneto, ama chi che te ama e non odiar chi te sprezza. Ok, l'hai detto anche proprio con la R veneziana, non odiare. Ama chi ti ama e non odiare chi ti disprezza. Quindi ricambia l'affetto di chi ti vuole bene e non sprecare energie odiando chi ti disprezza. Sei stare, fa finta di niente, chi se ne frega. Lasciali stare, fai finta di niente, chi se ne frega. Esatto. Chi non ti vuole bene, va via, ciao. E se ne va, Gente ragazzi. Inutile. Bene ragazzi, vi abbiamo detto allora l'oroscopo per il 2026. Fateci sapere nei commenti se sarete fortunati oppure no. Però adesso è arrivato il momento di Ciacoroscopo. Ciacoroscopo. Bene ragazzi, il ciacoroscopo per questa puntata non c'è. E vai! Sì. Non c'è, quindi non vi diciamo il segno zodiacale più fortunato dei prossimi 15 giorni, perché penso che questa puntata sia già abbastanza completa delle informazioni che vi servono riguardo l'oroscopo. Accontentatevi, dai, mi sembra che vi abbiamo già dato abbastanza info. Esatto. Bene, allora dopo aver parlato di astri, di stelle, di oroscopo 2026, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata. Speriamo ragazzi che vi sia piaciuta. Beh, a me è piaciuta, quindi certo. Penso che anche a loro. Perché ti è andata bene con l'oroscopo? Ti è andata bene, anche a te ti è andata bene. Mi è andata molto bene a me. Quindi ragazzi, vi ringraziamo per averci guardato, per averci ascoltato. Ci vediamo alla prossima puntata. Come sempre, stelle, commenti, condivisioni ai vostri amici. E noi com'è che concludiamo ogni puntata? Ora com'è rimasto Ciacco che non c'entra niente con il Natale. Ecco, vabbè, ma ci accompagnerà sempre Ciacco. Bene, dai. Cin cin a noi, a voi e a Ciaccoette. Anche a Ciacco.